Ciao a tutti amici, oggi ci troviamo qua in questo 16 giugno del 2020 nelle campagne dell'amico e pittore Gianni Piazza per fare un'intervista a questo nostro concittadino che è al lobby della pittura. Come sempre siamo io con l'inesauribile Salvatore Favata che curerà le riprese e il montaggio. Ma andiamo a conoscere l'amico Piazza e vediamo che cosa ci dice. Ecco qua che sono con Gianni Piazza e gli voglio chiedere una cosa. Gianni, da quanto tempo hai la passione per la pittura? Allora, io la passione per la pittura l'ho avuto, diciamo, da sempre, però da più di 20 anni circa che ho ripreso a dipingere, a colorare e a fare conoscere anche i miei lavori. Devo dire che ho visto che c'era un certo apprezzamento e la cosa mi ha stimolato ad andare avanti. Visto che è da tanto tempo che tu hai l'hobby della pittura e te ne sono veramente, sono felicissimo dei tuoi quadri, hai per caso fatto, che so, mostre, convegni, qualcosa diciamo a Mussomeli o fuori comune, in Sicilia in genere, nel tuo passato? E qual è il tuo eventuale programma futuro, insomma? Ecco, che vorresti fare? Allora, io diciamo che di mostre ne ho fatte ormai tante. Una per tutte mi ricordo a Memphis, in occasione proprio dei Memphis, un successo all'epoca estate, però sono andato pure a Enna con le mostre, sono andato a Caltanissetta, pure nel paese dove era sindaco Sgarbi, addirittura sono stato una volta, A Salerno. a Salemi, poi per non parlare quei paesi qui attorno, ormai da tutte le parti. Addirittura ho fatto, a Mussomeli ne ho fatte diverse di mostre, vuoi in Galleria Mesuraca, ma ancora prima in via Scalea, in piazza Umberto, perché non dimentico soprattutto quella che ho fatto la prima, forse che ho fatto a San Francesco. Quella era una mostra asta, io l'ho chiamata, l'hanno chiamata, e il ricavato è andato tutto a favore dell'AIRC. All'epoca il presidente era il professore Veronesi, che è morto poi. Che non c'è più. Altre donazioni ad esempio che ho fatto a favore, mostre, e poi la donazione a favore dell'ospedale dei bambini di Palermo. Il mio intento futuro ora è quello di, visto che ho tante opere, visto pure i tempi di questo coronavirus, che c'è gente in difficoltà, molta gente in difficoltà, mi piacerebbe che qualche associazione no profit o ente si organizzasse a fare la stessa cosa, una mostra asta e il ricavato andare totalmente al beneficio di chi ha più bisogno, soprattutto in questi periodi di coronavirus. Da qui abbiamo capito che hai un cuore d'oro, caro Gianni. Grazie per queste cose. Tu dipingi solo su tela o anche, che ne so, su vetro, sul rame, sul legno, o che ne so, sanno tanti i modi per dipingere, affreschi, che ne so, dimmi. Io in poche parole ho dipinto su qualsiasi supporto, sia su tavola che su tela, perché no, pure sulle pietre, addirittura smontando i vecchi setacci che c'erano una volta, smontandoli dalla rete e mettendo della stoffa, ho dipinto pure sui setacci, ma utilizzando l'aiuto ad esempio, o come noi li chiamavamo qui, i sacchi dove si usava mettere il grano prima ad esempio, perché la superficie è porosa, la pittura dona anche quel senso di materialità, diciamo che c'è più materiale. Senti Gianni, io ho sentito dire, non so se diceria o meno, che tu hai dipinto anche quadri di alcune donne, diciamo, tra virgolette, straordinarie, che ne so, da Rita Levi Montalcini a Madre Teresa di Calcutta, insomma, e tante altre, e che hai posizionato con il beneplacito del comune a Palazzo Sgadari, qui a Mussomeli. È vero o non è vero? Mi puoi
illustrare meglio? Dimmi. Sì, è vero. Ah. Allora, la serie delle donne straordinarie, come l'abbiamo chiamata all'epoca con l'amico dottore Mario Siracusa, è nato su input proprio di Mario Siracusa. Abbiamo fatto una mostra in Galleria Musuraca a Mussomeli e poi, visto che ha avuto un discreto successo, però la gente è venuta e poi ha chiamato altra gente, ma i tempi erano quelli che erano. Ho chiesto il permesso al sindaco, l'autorizzazione al sindaco, se potevo esporli a Palazzo Sgadere. Il sindaco mi ha dato l'opportunità di tenerli a Palazzo Sgadere e sono ancora lì esposti. Quindi si possono andare a vedere? A voglia si possono andare a vedere. Ho Poi sta cosa l'ho implementata, nel senso che non mi sono limitato a fare solo quelle che erano lì in Galleria Misuraca, ma ne ho fatte altre di donne straordinarie, perché man mano le donne straordinarie si scoprono. Sono stato invitato pure a Milena a presentare queste famose serie Questa serie di di donne straordinarie. chiamiamole Infatti io spesso invito gli amici o chi conosco di andare lì a Palazzo Sgadere, perché oltre all'opera in se stesso, che poi è una fotografia, diciamo, anche se è dipinta, c'è a fianco di ogni opera c'è una descrizione di chi è o di chi era la persona. Ad esempio, una per tutti, una nostra mussomolese che vuole essere ricordata, un'eroina l'ho chiamata io, Francesca Sorce. Ah, sì. La Francesca Sorce è lì, dipinta da me con l'approvazione della famiglia, a dare merito a quello che ha fatto per la comunità, diciamo, per tutti. Ho capito. Vorrà dire che non posso assolutamente non andare a vedere i tuoi dipinti, caro Gianni. Io mi hai spiegato poc'anzi che tu hai dipinto su tavola, su pietra addirittura, oltre che su tela e su tante cose. Di conseguenza ritengo che avrai parecchie opere, essendo da oltre 20 anni che dipingi, e anche da ragazzino. Sì, diciamo che di opere ne ho aiose, tantissime. Non so se esagero, ma non credo di esagerare, saranno circa 300 quelle che ho io attualmente qui a Una casa. quantità infinita. Oltre a quelle che ho donato, oltre a quelle che ho venduto, avrò dipinto forse mille cose. O mille più una forse. Però ce n'ho, di materiale ce n'ho. Di solito tu hai mai dipinto a carboncino? O se usi colori, che tipi di colori usi? Pastello, acrilico, olio? Che tipi di colori usi? Io normalmente utilizzo colori acrilici, infatti qui vedete ce ne vari Sì, sì. tubetti. Vedo che sono Però diversi tubetti di non ne acrilico. disdegno anche l'olio o altri prodotti che utilizzano gli indoratori, ad esempio, vedi quei barattoli lì, sono i prodotti che utilizzano per gli arredamenti, per le case, per ho le capito. case moderne, diciamo. Quali sono di solito i soggetti che più ti piace dipingere? Ammesso che c'è sia poi qualcosa che preferisci. Che ne so, i visi, la natura morta, i paesaggi, gli animali, che ne so. Dimmi. No, generalmente si va dal sacro al profano. Ah, un po' di tutto. Un po' di tutto. Ho dipingo qualche cosa di sacro, ad esempio tantissime Madonne, come anche le stazioni della Via Crucis che ho donato al collegio di Maria di Mussomeli, sono trittici con tutte e 14 le postazioni della Via Crucis. Bellissimo. Le Madonne. Non disdegno chiaramente anche il nostro centro storico, infatti se qui vedete c'è qualche paesaggio, ecco l'orologio del nostro centro storico. Ora ultimamente, proprio in periodo di coronavirus, è come se le cose si sono capovolte. C'era quel cupo, quella cappa di paura, e invece a me è successo il contrario, che la mia tavolozza si è rinnovata, si è colorita di più, con colori più brillanti, vivi. forse per combattere quella paura, non lo so. Ecco che sono nate i nuovi dipinti,
con i colori sicuramente molto più luminosi, quelle con i bambini portati, questo, quello. Però non ho problemi, mi piace un po' tutto. Ho capito. Bene Gianni, sono felicissimo di averti conosciuto. Se permetti, diamo un'occhiata ai tuoi dipinti in modo da poterli magari mettere anche, Condividere, farle condividere vedere. sul gruppo del sabato del villaggio o dappertutto, Non ci insomma. sono problemi, fate tutto quello che ritenete giusto fare, non ho problemi di... Va bene, farli vedere. ti porteremo sui 5 continenti, tranquillo. Gianni. Grazie.
A questo punto non posso fare altro che augurarti tante belle cose per tutte queste opere d'arte di cui io sono rimasto a bocca aperta. Ti saluto, ti ringrazio di averci accolto in modo così gentile e che dire, continua sempre con questa bella passione perché ce l'hai nel sangue. E grazie Gianni. Grazie a voi per avermi dato questa possibilità. Spero di far conoscere le mie cose oltre Mussomeli. Sicuramente ti oltre arriveranno Mussomeli. tutti e 5 continenti. Basta, vi saluto. Ciao Salvatore, ciao Salvatore Cavalli. Ciao ciao Gianni, ciao. Ciao, 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 ciao.